Pace del Signore a tutti, fratelli, sorelle, simpatizzanti, amici. Gloria a Dio, eccoci ancora qui per condividere ancora un pensiero della parola di Dio, così come lo troviamo scritto in Matteo, capitolo 6, dal verso 25. Troviamo scritto così: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È Gesù che parla di preoccupazioni. E quante persone, quanti siamo preoccupati, specialmente in questi periodi, in questi tempi. Bene, la parola di Dio, Gesù stesso, ci invita a non essere preoccupati. Ecco, la preoccupazione produce solamente inquietudine, ansia, è uno stato emotivo interiore che ci fa essere inquieti dentro, ci tormenta, non ci fa dormire la notte. Ecco, invece il Signore ci dice, come in parole semplici, ci fa comprendere: state sereni, state calmi, perché io sono il vostro Signore. Io comprendo questo. Cioè, il mangiare domani, che mangeremo, che ci vestiremo, cose che riguardano il futuro, la nostra sicurezza. Sono cose sicuramente essenziali, mangiare e vestire, ma sono cose che Dio sa che noi ne abbiamo di bisogno. Quindi ci invita il Signore ad avere fede in Lui, a fidarci di Lui, che tutto quello di cui abbiamo di bisogno, le cose materiali, le cose essenziali, e Lui stesso ce le provvederà, perché non desidera la nostra sofferenza, non desidera che soffriamo, che patiamo nella fame, e neanche che non abbiamo nulla di che vestirci. E Lui provvede. Fin qui il Signore ha provveduto. Lo posso testimoniare nella mia vita, l'ho visto nella mia vita, l'ho visto nella mia famiglia. Dio mi ha provveduto, e come ha provveduto a me, sicuramente ha provveduto a voi e provvederà a coloro che hanno di bisogno. Ma se proprio vogliamo preoccuparci di qualcosa, preoccupiamoci come meglio possiamo servire il Signore. Quando dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.
preoccupati prima di tutto di cercare il regno di Dio, cercare la sua giustizia. Ma cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è cercare tutte quelle cose che ci accomunano alla volontà di Dio. Cercare tutte quelle cose che ci avvicinano all'amore di Dio, che ci uniscono a Cristo Gesù. Cercare il regno di Dio vuol dire cercare tutte quelle cose che onorano Dio e che permettono a Dio di operare dentro di noi, dentro la nostra vita. Cercare prima di tutto il regno di Dio vuol dire alzarsi la mattina e dire: Signore, grazie per ogni cosa, ma ti chiedo come posso servirti meglio quest'oggi. Dammi le opportunità per servirti e onorarti. Cercare prima il regno di Dio, fratelli, e la giustizia di Dio. Cose giuste secondo Dio è quello che siamo chiamati a fare, se proprio vogliamo preoccuparci di qualcosa, ma non ci preoccupiamo della vita materiale, perché Dio ha sempre provveduto. Altrove è scritto in un salmo: i leoncelli soffrono penuria e fame, ma nulla viene a mancare a coloro che amano e temono il Signore. Quindi Dio ha sempre provveduto. I vestiti, il cibo, le cose materiali. Gloria a Dio. Non manchiamo di ringraziare il Signore sempre per ogni cosa, anche quando abbiamo un piatto davanti da mangiare. Vogliamo dire: Signore, grazie per la tua generosità, grazie per la tua provvidenza, grazie Signore, ci dai la forza ancora di andare a lavorare, grazie Signore per il lavoro che ci dai, grazie perché ci dai la possibilità di guadagnarci il pane. Gloria al Signore. Preghiamo il Signore, fratelli e sorelle, per ogni esigenza, per ogni difficoltà. Io ti invito a pregare il Signore. Lui sa provvedere ad ogni nostra necessità, ma sforziamoci di cercare di più il Signore. Sforziamoci, preoccupiamoci, proprio deve essere una preoccupazione. Io quando mi alzo la mattina dico: Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi che io dica? Cosa vuoi che possa fare per te, Signore, per onorarti, per darti la lode e la gloria che ti appartengono, Signore, perché non posso dimenticare quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Il Signore mi ha salvato, mi ha liberato dal peccato, mi ha dato una nuova vita e grazie a Dio mi dà la possibilità ancora di servirlo. Quindi è doveroso, è piacevole anche servire il Signore. Cercare il regno di Dio è piacevole, proprio nella preghiera, nell'intimità con Dio. Lasciamo che il Signore ci parli e acquieti ogni tempesta che è dentro di noi, ogni ansietà. Ecco, e d'altronde tutti quanti dicono, anche i medici, di non essere ansiosi, e che ci fa star male al cuore, porta malessere al cuore, infarti e così via. Vogliamo stare calmi, sereni nel Signore. Abbiamo creduto in Dio, abbiamo creduto nel suo figliolo Gesù, alleluia, crediamo nell'azione dello Spirito Santo. Quindi siamo servitori suoi e sicuramente il Signore nulla ci farà mai mancare. Così come il Salmo 23, un bellissimo salmo di Davide, che dice: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Ecco, fai di questo, di questa parola, qualcosa di prezioso per la tua vita. Amen. Gloria a Dio. Bene, fratelli e sorelle, io ho finito, ma vorrei invitarvi ancora a pregare insieme a me il Signore, chiudendo gli occhi e aprendo il cuore. Alleluia, gloria al tuo nome. Signore, grazie per questa parola. Grazie per questa rassicurazione. Grazie per ancora ci ricordi che sei fedele, che provvedi a tutti i nostri bisogni, a tutte le nostre necessità. Ti preghiamo, Padre nostro, ancora fa che possiamo dedicarci di più a cercare il tuo regno, la tua giustizia.
le cose che riguardano te, le cose della sfera spirituale che ci avvicinano a te e che ci fanno rimanere in comunione con te e ci fanno realizzare la gloriosa verità che tu sei vivente e vivi in noi. Benedici la tua Chiesa, benedici il tuo popolo, benedici questa nazione, oh Signore. Ti preghiamo per questo virus, questa pandemia, Signore. Oh Signore, libera, guarisci, spezza le catene, aspettiamo grazia da te, Signore, e siamo fiduciosi in te, Signore. Rimani con noi, con quanti ti amano e ti temono. Benedici tutta la tua Chiesa universale. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Fratelli, Dio ci benedica e appuntamento alla prossima occasione. Restiamo uniti in preghiera, restiamo a casa. In questi momenti osserviamo le disposizioni di legge e restiamo uniti soprattutto nel Signore. Lasciamo che il Signore ci protegga. Vogliamo avere fede, fiducia completa in Cristo Gesù il Signore. Dio ci benedica.